Carolina Tessarollo e Love Couture. Ci racconti un po' la storia del tuo negozio e anche la tua storia? Sì, io ho aperto Love Couture nel 2014 e in realtà Love Couture è comunque una storia familiare perché la storia inizia molto prima. La mia famiglia è sempre stata nel mondo del commercio e mio papà ha aperto il suo primo negozio quando io avevo 2 anni e sono veramente cresciuta all'interno di un negozio, del negozio della mia famiglia. E poi nel 2014 ho deciso di mettermi in gioco e aprire la mia attività. E niente, Love Couture è un negozio di abbigliamento che da sempre mescola abbigliamento, accessori, profumi, oggettistica per la casa e da aprile di quest'anno ho aperto anche un nuovo negozio, Love Couture Casa, proprio dedicato al mondo dell'oggettistica e ai prodotti per la casa. Voi date spazio a prodotti artigianali che vengono dal territorio e con una manifattura particolare, giusto? Sì, ci teniamo molto a questo aspetto dell'artigianalità perché oltre a rivendere dei brand facciamo anche la nostra linea di abbigliamento e realizziamo anche delle tovaglie anche per la linea casa. Abbiamo portato anche la sartoria sulla linea casa realizzando delle tovaglie anche su misura e poi appunto prediligiamo articoli artigianali provenienti da tutto il mondo, sia da piccole aziende magari sia italiane che internazionali, insomma. Per quanto riguarda invece le accortezze che utilizzate nella vendita al dettaglio? Stiamo molto attenti, infatti da un po' di anni abbiamo eliminato ad esempio la plastica dalle confezioni regalo, prediligendo carta e anche, abbiamo anche lanciato una linea di shopper in cotone che abbiamo omaggiato ai nostri clienti proprio con un messaggio di riciclo, insomma far sì che la gente sia più consapevole, perché anche una piccola cosa come l'incarto è sempre uno scarto che si fa e insomma è meglio magari prediligere un'attenzione nei confronti dell'ambiente. E credi che questo sia stato apprezzato dai clienti del territorio? Sì, è stata un'iniziativa che è piaciuta molto, sono stata molto contenta perché anche la clientela, anche più giovane, è rimasta molto colpita e c'è molta anche sensibilità, soprattutto nei giovani, nei confronti dell'ambiente, quindi questo mi fa super piacere anche di lanciare questi messaggi. Tu sei un'imprenditrice, sei donna e sei giovane. Tutto questo che sfide ti ha portato ad affrontare e che stimoli ti ha dato? Io ho aperto il negozio all'età di 19 anni e sto crescendo proprio letteralmente anche come persona e diciamo che è una sfida, però trovo che ci sono dei momenti di difficoltà chiaramente perché avere una propria attività hai mille cose a cui pensare, mille impegni, però devo dire che mettersi in gioco e crearsi insomma un po' il proprio lavoro è fantastico, nel senso penso che anche per noi giovani sia fondamentale fare qualcosa di tuo soprattutto, nonostante comunque le difficoltà. Ritornando alla sostenibilità, credi che i giovani, e in particolare le giovani donne, abbiano un'attenzione in più in questo senso? Sì, io penso di sì perché comunque vedo questo interesse proprio anche per dire noi proponiamo anche uno stile, proponiamo un abbigliamento che realizziamo noi e vedo anche che c'è un approccio di ragazze giovani che preferiscono magari acquistare un capo in meno ma acquistarlo magari appunto dal laboratorio artigianale quale noi siamo, insomma, piuttosto che magari acquistare nei negozi della fast fashion, per dire. Quante persone collaborano con te, per esempio, nella produzione di queste linee vostre, artigianali? Nelle linee nostre è tutto, in realtà il negozio è tutto a conduzione familiare, siamo io e mio papà. E
anche appunto il nostro laboratorio, tra le altre cose, è all'interno del nostro negozio e produciamo tutto noi, insomma. Letteralmente a chilometro A zero. chilometro zero, esatto.